Oggi il report che è stato presentato da ospiti in arrivo è estremamente importante perché fotografa non un problema, non un disservizio, ma una disfunzione sistemica da parte della Questura di Udine, con la quale di fatto si impedisce o quasi impedisce alle persone di esercitare i diritti fondamentali di accedere alla procedura d'asilo. Da gennaio a maggio i volontari dell'associazione Ospiti in Arrivo hanno intervistato 456 persone, l'83% delle quali afghane. Le testimonianze descrivono lunga attesa all'aperto prima di poter accedere agli uffici della Questura di Udine. Da più di 10 giorni registrati a gennaio si è arrivati in media ad oltre un mese a maggio. Nello stesso periodo il 26% degli intervistati ha dichiarato di aspettare da più di 3 settimane, nonostante la normativa preveda tempi più brevi. Al centro Balducci di Zugliano sono stati resi pubblici i dati del monitoraggio che i volontari e le volontarie dell'associazione hanno effettuato proprio davanti alla Questura del capoluogo friulano, come detto nel periodo gennaio-maggio 2026. 547 le persone ascoltate, raccogliendo le loro testimonianze. Il report sarà poi trasmesso alla stessa Questura e alle organizzazioni internazionali. Le pronunce dei tribunali che finora si sono pronunciate su questi temi, e credo che bisogna anche a Udine procedere, se non cambiano le cose, appunto ad agire in sede giudiziale, hanno tutte riconosciuto che queste disfunzioni sono gravi e le motivazioni tipiche, diciamo, dell'amministrazione, non ho mancanza di personale o altre motivazioni di questo tipo, non costituiscono una ragione per proseguire in questa situazione a cui va posto rimedio in tempi brevi.